All'ippodromo romano di Tor di Valle, il 7 anni Gladio della scuderia germana, confermando la sua splendida forma, ha vinto da gran signore il premio Villa Glori, dotato di 8 milioni di lire. 6 concorrenti sono scesi in pista sulla distanza di 1600 metri. Nella scia dell'autostart, il più tempista allo stacco è Tibrizio, che scende subito allo steccato impegnato all'esterno da Gladio. Seguono Serway, Zizi, Agaunar e Palladio. Lungo la prima curva Gladio insiste ai fianchi di Tibrizio, che rompe e viene squalificato, lasciando così via libera all'avversario. Una volta in testa, Gladio regola a suo piacimento l'andatura e qui, davanti alle tribune, controlla la situazione. In fila indiana alle sue spalle figurano Serway, Zizi, Agaunar e Palladio. La corsa procede monotona fino al mezzo giro conclusivo, dove si muove Agaunar, prontamente anticipata però da Zizi, che la costringe in terza ruota. Sulla curva finale Agaunar, nel tentativo di progredire, sbaglia ed è allora Zizi che tenta di impegnare il battistrada Gladio, al sediolo del quale Barbetta appare tranquillo. Allunga appena le briglie per presentarsi in netto vantaggio sulla dirittura d'arrivo, dove sfugge con sicurezza agli avversari, avviandosi ad una facile vittoria. Dura è invece la lotta tra Serway alla corda e Zizi a centropista per la conquista della piazza d'onore. A 30 metri dal palo Zizi passa di forza e si aggiudica un meritato piazzamento. Quarto è Palladio davanti ad Agaunar, che ha deluso completamente. Tempo al chilometro del vincitore 1:18:9.